era tutto di asfalto, passava l'autobus e c'era una specie di isola pedonale, no? Dove la gente stava così a aspettare l'autobus perché sennò veniva schiacciato dalle macchine. Alla fine hanno deciso di far pedonale e hanno fatto questa cosa che secondo qualcuno è bellissima, con quelle specie di monumenti. Io vorrei farti notare anche il lampione molto storico che ricorda molto Venezia, quel tipo di lampione lì. Sono nato a Mestre quasi 45 anni fa, a Carpenedo, che è un quartiere di Mestre, molto artistico, molto musicale. Infatti tra Carpenedo e Marghera c'era molto legame, perché c'era musica, molta musica a Carpenedo e molta musica a Marghera. E sono nati molti gruppi musicali dall'unione di questi due quartieri, di questi due popoli. Io attualmente lavoro qui, cucino, magno, bevo. Da questa calletta qua si capisce la Venezia isola e la Venezia terraferma. Mestre era Venezia di terraferma, una calletta dove c'era questo bar dove io venivo da giovane. Venivo da giovanissimo, era al posto degli scoppiati, degli alternativi. Adesso, fatalità, a 45 anni ci vengo a lavorare, io cucino qua dentro. Francesco Dusi alla chitarra. Attualmente io suono, faccio delle session nei locali così, però non mi impegno più di troppo. Lavoro, penso ai miei gatti, io ho 5 gatti in casa, 5. La mia vita qui in pittura è stata quasi tutta, perché ho cominciato che avevo 17 anni e ho finito che ne avevo 40 e rotti. Sono già vecchio, sono diventato un vecchio, un vintage. Abbiamo suonato qua, qui c'era il palco, 92, 93, adesso non mi ricordo la data. È stato uno dei primi concerti in cui ci siamo stupiti del successo, perché era pieno fino in fondo, c'era chi diceva c'erano 12.000 persone, quando in realtà noi credevamo che forse non sarebbe venuta tanta gente, era pieno fino in fondo. Teatro Toniolo, siamo appena fuori dalla piazza Ferretto, qui abbiamo fatto un concerto storico, diciamo, primi anni 90, 91, 93, 90, 89, non mi ricordo di preciso. Concerto di Natale, il 25 dicembre, proprio a Natale. Abbiamo suonato qui, ci sono un sacco di filmati anche su YouTube, fotografie. È stato, diciamo, il momento in cui si è definito che il gruppo aveva successo. Vi altri e ni altri, segui meglio! Andiamo a vedere i Pink Floyd! 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 In mancanza dei gamberi, buone incaessate.